Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Cercato Batman Napoletano, come state? Voglio, spero tutto bene. Questo video andiamo a pronosticare le partite della 34esima giornata di Serie A. Vi dirò un po' di risultati, tipo i probabili marcatori, e poi alla fine nei commenti mi direte chi secondo voi segnerà, se volete. E vai tu. Io prima di iniziare il video vi ricordo di lasciare like se voi volete supportare il video, o se volete supportare direttamente il canale andate ad iscrivervi al canale e attivate la campanella, così vi arriva la notifica dei miei video, così aiutiamo pure l'algoritmo a farmi crescere. Vabbè, allora direi di iniziare. Napoli Cremonese, uno secco, speriamo di vincere, perché dalle ultime partite, ultime 2 o 3 partite, secondo me sarà difficile. Poi tra l'altro uscirà il pre-partita domani verso le 3:20. Poi vedo quando farlo uscire. Allora, segna McTominay per l'1-0. Poi Parma-Pisa, partita bruttissima, ma come sarà, che ne so, un Verona-Lecce, un Lazio-Udinese, se così possiamo dire. Parma-Pisa è una partita da pareggio, partita da o da 0-0, io in caso direi 0-0 oppure da 1-1, però servono punti a tutte e due le squadre, però queste partite qua sono sempre brutte, sono sempre noiose da vedere. E se là magari ti fai un aperitivo, te lo fai una birra, può dicere, perché se partite, se non ti impegni tu a fare qualcosa, non puoi fare niente, se no ti addormi là davanti alla televisione. Vabbè, poi Bologna-Roma, io vi posso sorprendere, perché in altri tempi avrei detto la vittoria secca della Roma, ma io vi sorprendo dicendo uno secco del Bologna, 1-0 dall'Inga. Poi Verona-Lecce, partita da pareggio, partita bruttissima come ho detto prima, però invece dello 0-0 secondo me si andranno a prendere il gol entrambe le squadre, quindi un 1-1. Poi Fiorentina-Sassuolo, 1-0 Fiorentina. Ho il presentimento che Ndur può risolvere la situazione. Queste qui sono le partite di Ndur, secondo me. Poi Genoa-Como, partita da X2, quindi pareggio 1-1. Per il Como può segnare Nico Paz e per il Genoa può segnare Borrelli. In caso di vittoria del Como, vi direi un secondo marcatore, che secondo marcatore, quindi un 2-1, che però invece di dirlo non ve lo dico, ve lo faccio indovinare a voi nei commenti. Poi magari se lo indovinate ve lo dirò nel prossimo video, nel video di domani. Poi Torino-Inter, io spero sempre nel pareggio, nel 0-0, però devo essere oggettivo, che devo vedere la vittoria dell'Inter per 2-0 sicuro, gol di Cialanoglu e poi Thuram. Tra l'altro che prima di un quarto d'ora fa più o meno mi è arrivata la notifica che Lautaro può prolungare il suo infortunio. Non mi sono letto precisamente l'articolo, però ho letto una cosa del genere. Poi Milan-Juve 1 secco, dell'1-0 lo fa Fulkrug nel secondo tempo. Poi Cagliari-Atalanta,
Vi potrei sorprendere anche qui, io vi avrei detto vittoria dell'Atalanta, ma vi dico vittoria del Cagliari 1-0. Ma forse ho detto prima Genoa, un gol di Borrelli, forse mi sono confuso col Cagliari, volevo dire col Cagliari Borrelli. Poi però mi sarà confuso. Poi Lazio-Udinese, gol lo segnerà la Lazio, anche se all'Udinese servirebbe la vittoria, però io vedo più la vittoria della Lazio. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like. Vi ricordo anche di commentare con i vostri pronostici assurdi sulla Serie A. Ciao a tutti.